Ma sono due ori olimpici innanzitutto storici, questa è la prima cosa che bisogna dire, perché insomma io credo che i due ragazzi e tutti noi stiamo vivendo delle emozioni pazzesche, ma sono quelle emozioni legate in questo momento, ancora c'hai l'adrenalina di quello che è successo. Non nasconde l'emozione l'assessore Diego Bonavina nel raccontare i due ori olimpici che domenica hanno incoronato anche Padova, capitale dello sport. Perché? Proprio dalla città del Santo hanno mosso i loro primi successi e a Padova i due campioni torneranno. Ma sì, ne siamo orgogliosi perché lui la sua miglior prestazione l'ha fatta qua al Colbacchini e quindi di questo noi ne siamo contenti perché abbiamo investito su quell'impianto, abbiamo investito su una pista che potesse essere performante e Jacobs ci ha regalato il primo grande risultato di questo meeting. Adesso abbiamo il 5 settembre, abbiamo la nuova edizione del meeting internazionale di atletica leggera. Vogliamo anche fare dei piccoli lavori sul Colbacchini per renderlo ancora più accogliente, perché insomma io incrocio le dita, però mi piacerebbe averli tutti e due. Jacobs è molto facile che sia qui a Padova, Tamberi aveva degli impegni già assunti, però speriamo, e se non sarà il 5 Tamberi qualche giorno dopo sarà a Padova per un'altra manifestazione. Parlando della vittoria di Jacobs, anche il presidente del CONI Giovanni Malagò apre ad uno ius soli sportivo, idea che non dispiace a Bonavina, che vede nello sport un motore del cambiamento. Questi sono quei classici eventi che in qualche modo danno quei cazzotti in testa ai politici e fanno pensare, cioè sono quelle cose che sono quei risultati straordinari dal punto di vista sportivo che in qualche modo fanno riflettere. Questi sono due testimonial, due persone che possono portare avanti determinate idee